In Trieste's Borgo Teresiano, a significant urban redevelopment project is reshaping the city's historic core. Centered around the Grand Canal and Piazza San Antonio, the intervention aims to restore original paving, enhance accessibility, and reintegrate the area's architectural and landscape heritage. With careful attention to historical preservation and modern functionality, the city is re-establishing a vital connection between its civic spaces and the waterfront, reaffirming the district's role as a cultural, social, and economic landmark. La Regione Friuli-Venezia Giulia in assestamento ha stanziato oltre 210 milioni di euro per i comuni del Friuli-Venezia Giulia per interventi su opere pubbliche le più diverse. Oggi siamo qui a presentarne uno del comune di Trieste, ovvero la riqualificazione della piazza Sant'Antonio, quindi interveniamo sia nel centro storico di Trieste, zona frequentatissima dai turisti, con quindi evidenti ricadute anche dal punto di vista turistico, ma anche sulle periferie per dare le giuste risposte ai cittadini del nostro capoluogo regionale. Perché è una delle ultime piazze che andiamo a riqualificare in centro città. Qui siamo in una zona nevralgica, ricca di passaggio sia di triestini ma anche di turisti. Abbiamo riqualificato i primi due baffi, le due vie laterali della piazza Sant'Antonio. Adesso in continuità andremo ad appaltare il Sagrato per 1 milione di euro e a seguire con i 2,3 milioni ricevuti a luglio dalla Regione Friuli-Venezia Giulia finiremo la piazza sempre con un intervento di natura conservativa.